piange il figliolo perduto, chi la mamma, la sposa e il marito, chi la casa e il mobilio sparito, che nessuno arrivarli potrà. E ciascuno da quanto può dare nella gara di gran fratellanza, per far sì che ritorni speranza in quel cuore che non sperano più. Nella città le fogne rigurgitano, le comunicazioni con le province di Ferrara e Venezia sono interrotte. L'acqua sale paurosamente nella periferia, in certi punti è arrivata ai 4 metri, le richieste di aiuto sono ininterrotte, la gente bloccata sui tetti e nei piani alti invoca soccorso, manca la luce, le comunicazioni telefoniche sono interrotte, la situazione improvvisamente si rivela quasi disperata. Il Po ha ormai allagato gran parte della provincia, l'acqua ha invaso anche la periferia di Rovigo, sono sommersi i comuni di Loreo, Contarina, Donada e Rosolina. Dalle terre intorno ad Adria giungono notizie di drammatici salvataggi. Parecchie case sono crollate, centinaia di capi di bestiame sono morti affogati, la città è ormai sommersa, con tutto il territorio comunale. In alcune zone l'acqua arriva a 6 metri. L'opera di soccorso continua com'è possibile. Arrivano i primi soccorsi. Gli aerei lanciano viveri, coperte, medicinali e stivaloni di gomma. Arrivano anche le prime barche e i mezzi anfibi dell'esercito, ma il Po ormai continua a riversare nelle campagne milioni di metri cubi d'acqua. Sono le voci di allora, del novembre 1951. La prima testimonianza attraverso la radio del dramma del Polesine. L'argine della Viglia di Getto tiene ancora, mentre l'acqua continua a premere e a infiltrarsi a Rovigo. Sabato 17 novembre, ore 8. L'acqua ha travolto l'argine sul quale avevamo fatto ieri la prima registrazione. Nebbia, freddo e acqua dappertutto stasera nel Polesine. E il Po continua inesorabile a inondare campagne e paesi. Le onde, battendo contro le sponde della barca, lanciano spruzzi d'acqua sui sacchi di pane che stiamo portando ad Adria. Lo spettacolo di desolazione e di morte che si svolge tremendo sotto i nostri occhi è indescrivibile. Una enorme colonna d'acqua e di fango si è alzata sotto di noi, alla nostra sinistra. Sono le 9:55. Una parte dell'argine della fossa Polesella è saltata in aria.